soglia di allarme, il Veneto domani potrebbe essere riclassificato in zona arancione dal governo. L'annuncio di Zaia, se così fosse, la prossima settimana anche le superiori potrebbero tornare in presenza al 50%. Oggi al via il portale web per le vaccinazioni. Stamane 18.000 veneti erano riusciti a prenotare, ma tante le criticità, le scorte di vaccini finiti. In alcune ULSS ha costretto a far slittare l'avvio online. Numero verde preso d'assalto. Obbligo vaccinale per il personale sanitario. Secondo il nuovo decreto legge prevista sospensione o trasferimento per chi si rifiuterà. Nuova giornata di proteste contro il governo. A Marghera la rabbia degli ambulanti. A Padova i commercianti bruciano il modello F24. In autostrada A1 anche gli esercenti veneti a bloccare il traffico. L'accoltellamento di Mogliano. Non dormo più, a mio figlio chiederei perché l'hai fatto. Così la mamma del 15enne in carcere. Intanto Marta Novello potrebbe essere dimessa dall'ospedale prima di Pasqua. È stato ritrovato senza vita sul lungargine scaricatore a Padova. Il giovane Mattia Fogarin era scomparso da casa 10 giorni fa. Recuperato a Padova nella casa di un antiquario milanese un prezioso dipinto del Seicento rubato in Francia nel 1944 dai nazisti a una famiglia ebrea. Buonasera, ben ritrovati. Lo avete dunque sentito ora dai titoli: il Veneto verso la zona arancione, tutti i parametri sono al di sotto della soglia massima, a dirlo il presidente del Veneto Luca Zaia. Intanto questa mattina c'è stato l'assalto al portale regionale per le prenotazioni, molte le criticità che hanno assicurato risolte. Ragazzi, incrociamo tutto quello che possiamo incrociare. Se sarà confermata la nostra proiezione che la dottoressa Russo con i suoi uffici ha fatto, noi domani speriamo auspicabilmente che ci sia un passaggio di colore. Il contenimento del Covid c'è. I dati dell'R-Conti lo dimostrano: 1.12 con un'incidenza di 226.8 sotto la soglia dei 250 per 100.000 abitanti. In caso di fascia arancione riapriranno anche le scuole superiori al 50%. Sul fronte vaccini dalla prossima settimana arriveranno 120.000 dosi di Pfizer da destinare ai richiami, ai soggetti ultrafragili e ai grandi anziani ancora da vaccinare, che sono 100.000. Sabato arriveranno 103.000 dosi di AstraZeneca ed entro fine settimana 38.000 dosi di Moderna, mentre dal 19 aprile arriverà in Veneto anche Johnson & Johnson. Per questo mercoledì la regione siglerà un accordo con le farmacie. Intanto è stato attivato il portale regionale per le prenotazioni. Stamane 18.000 persone sono riuscite a prenotare la vaccinazione, ma molte le criticità registrate. 4 o 5 ULSS oggi non hanno aperto le prenotazioni perché non avevano vaccini. Qual è stato il problema? Che dovevano bloccare con un banner, che adesso c'è, la prenotazione. Allora chi inseriva il codice fiscale in quell'ULSS si vedeva la scritta: lei non appartiene alla categoria che può essere vaccinata, e sotto un'altra scritta che c'è e deve restare: se ritiene di essere invece di avere diritto al vaccino, chiami il numero. Secondo voi cosa è successo al numero? È andato per aria, a 100 linee è andato per aria. Anche il call center con il numero verde unico regionale preso d'assalto dalle chiamate ha creato disguidi all'utenza che non riusciva a parlare con l'operatore. Quando si collega al sito della prenotazione, lei viene indirizzata ad una pagina che dà tutte le informazioni, compreso tutto l'elenco delle malattie fragili, fragilissimi, vulnerabili, che danno diritto ad accedere a quella categoria. Allora, non avendo quella pagina di spiegazioni, molti cittadini hanno telefonato per avere informazioni. Entro oggi le criticità, assicura Flor, saranno risolte. Vaccini obbligatori nella sanità, ecco cosa farà il Veneto applicando le nuove disposizioni governative. Obbligatorietà vaccinale contro il Covid per il personale sanitario, medici, infermieri e OSS che lavorano a contatto con i pazienti nelle strutture pubbliche e private, e quanto prevede la nuova bozza del decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri. Ecco come il Veneto si prepara alla sua attuazione, spiegandone il principio a cui si ispira il decreto stesso. È la tutela della salute pubblica, come ha detto il Presidente prima. Quindi
La vaccinazione viene resa obbligatoria perché per questa malattia che attualmente ha il peso sanitario che conosciamo è molto importante che le persone vengano tutelate da chi li prende in cura. Nel Veneto la non adesione alla vaccinazione anti-Covid del personale sanitario conta 10.000 persone, di cui 1.167 medici. Si tratta, per essere esatti, non soltanto di personale cosiddetto Novax, ma anche di chi per svariati motivi non è riuscito a vaccinarsi e spesso per cause a lui non imputabili. Le liste stilate dalla Regione con gli ordini di appartenenza vengono così spedite alle ULSS che richiameranno all'obbligatorietà il personale da vaccinare. Quindi la Regione ha 10 giorni per preparare questi elenchi per mandarli alle aziende ULSS. Una volta che le hanno ricevute, le aziende ULSS entro 5 giorni devono mandare una nota, un avviso ai soggetti che non risultano adempienti alla vaccinazione e entro 3 giorni, dice il decreto, questi devono esprimere la propria posizione. Termini decorsi i quali, se non si adempie all'obbligo, scatta il demansionamento o peggio la sospensione anche della retribuzione. Provvedimento a tempo come il decreto ed esteso a tutto il 31 dicembre 2021 con l'estensione dell'emergenza sanitaria. Insomma, lo avete sentito, nuove disposizioni in materia di vaccini per il personale sanitario. Ecco la nostra inchiesta e abbiamo sentito proprio il parere dei vicentini. Ognuno può fare quello che vuole, però se tu stai dietro delle persone, diciamo così, che sono in un ente, per esempio ospedaliero, e non vuoi vaccinarti e hai a che fare con delle persone, non va bene? Non si può rischiare la vita delle persone solo perché non si vogliono vaccinare. Effettivamente è un po' drammatica questa cosa di perdere il posto. Non saprei darle una risposta, effettivamente mi sembra un po' drastica come soluzione. Chi ha questa responsabilità non può sottrarsi, quindi i medici devono, gli infermieri, secondo me è giusto. Se loro fanno un lavoro che devono fare il vaccino, lo devono fare, se no stanno a casa. Devono vaccinarsi, altrimenti come minimo essere spostati in un altro servizio, ma penso che se non possono essere spostati efficacemente in un altro servizio devono essere sospesi e licenziati. Sono in imbarazzo, cioè da un lato comprendo delle misure così estreme, dall'altro sono allarmato dal fatto che si possa arrivare a incidere in maniera così profonda, così radicale sulla libertà delle persone. Operano nel servizio sanitario, quindi insomma sanno anche, sono dottori o roba del genere, sanno anche sti vaccini. Io per esempio ho fatto il vaccino ma non ho avuto nessuna reazione. Essendo al servizio della popolazione è chiaro che i sanitari debbono vaccinarsi, perché sennò diventano loro i portatori per primi del coronavirus. I carabinieri del NAS hanno ottenuto e sequestrato l'elenco completo delle persone vaccinate in ULSS 1. L'accesso dei militari risale a martedì sera negli uffici del Dipartimento di Prevenzione dell'ospedale di Belluno. Sono controlli che si stanno facendo ovunque, ha precisato la direttore generale dell'azienda sanitaria bellunese Carraro. Proprio ieri, a domanda precisa, il direttore Sandro Cinquetti aveva detto di escludere con certezza che tra i soggetti vaccinati vi fossero persone che non ne avessero diritto. Qualcuno senza priorità è arrivato ed è stato vaccinato, ha precisato, ma il dato è irrilevante. Mancano i vaccini, il centro vaccinale dell'ULSS 8 in fiera si è fermato, riprogrammate le vaccinazioni. Ore 13:30 di giovedì 1 aprile si presenta così il centro vaccinale in fiera a Vicenza. Il deserto, nulla a che vedere con le code e gli assembramenti solo di inizio settimana. I vaccini, comprese le scorte in possesso dello slotto Berica, sono finite. In mattinata sono state effettuate le ultime dosi a disposizione di AstraZeneca, rinviate le vaccinazioni del pomeriggio e il centro ha chiuso. Mi sono registrato sul sito dell'USL. In pochissimi minuti ho avuto la conferma dell'appuntamento che
però ieri mi hanno anticipato dal pomeriggio a mezzogiorno. Sì, proprio le ultime. Mi hanno chiamato in anticipo, dovevo venire alle 6:20, invece sono venuto adesso. Mi hanno detto quello che mi hanno fatto, che sono le ultime. Sì. Anche fortunata intanto. Sono stata fortunata, sì. Sono appunto fortunata perché hanno detto gli ultimi vaccini che da poi non so quando riaprono. Speriamo in bene per gli altri che devono farlo. Io avevo l'appuntamento alle 13:40, che sono venuto 10 minuti prima per essere in regola anche con gli assembramenti. Però alle 1 hanno finito tutti i vaccini e noi ci hanno spostati tutti alla domenica di Pasqua. Era prenotato? Sì. Invece? Niente da fare. Questa è l'Italia. Vaccini che sarebbero, si dice, in arrivo e già a Pasqua si dovrebbe tornare a vaccinare. Intanto il centro della fiera si è riorganizzato con modalità più rapide ed anti-assembramento. L'utente nel box non avrà più anamnesi e vaccino contestuali. Farà unicamente l'anamnesi, al di fuori del box anamnesi c'è un infermiere che praticamente somministra il vaccino per 3 pazienti sostanzialmente, quindi quelli che escono dai 3 box che lui serve. Poi l'attesa post vaccino, dove sono state posizionate nuove postazioni informatiche. Abbiamo delle postazioni PC con del personale amministrativo che dà il secondo appuntamento all'utente oppure il certificato vaccinale di chiusura dell'iter vaccinale. Siamo alla cronaca dal Trevigiano. Gli chiederei perché lo ha fatto così la mamma del 15enne di Mogliano Veneto, accusato della brutale aggressione a Marta Novello. Oggi l'incontro ristretto con alcuni giornalisti nello studio del suo avvocato. La sua ricostruzione, mentre Marta potrebbe tornare a casa già prima di Pasqua. Quando i carabinieri sono venuti a casa ho pensato che mio figlio avesse avuto un incidente. Non volevo crederci a quello che mi dicevano sull'aggressione. Ho chiesto se davvero erano sicuri si trattasse di mio figlio. Così la mamma del 15enne accusato di aver aggredito Marta Novello ripercorre nello studio del suo legale in Piazza delle Istituzioni a Treviso l'avvocato Matteo Scussat il lunedì che ha cambiato per sempre la vita del figlio, ma soprattutto quella di una ragazza che fortunatamente si sta riprendendo e che potrebbe già tornare a casa per Pasqua dopo aver lottato tra la vita e la morte in terapia intensiva al Cafoncello. La madre del 15enne dice di essere rientrata nella sua abitazione di Marocco quel pomeriggio del 22 marzo alle 15:30, di aver salutato il figlio e poi di essere andata a farsi una doccia. Alle 16 la ragazza non era più in casa, c'era però il suo cellulare, un fatto definito anomalo dalla donna. Non si accorge però della scomparsa del coltello da cucina che è emerso dalle indagini il ragazzo ha usato poi contro Marta. Pensavo fosse in giro con i suoi amici, uscivo ogni pomeriggio con loro. Prima del Covid andava a scuola ed era contento. Si allenava a calcio 3 volte alla settimana, poi la partita la domenica. È sempre stato solare, mai violento e nemmeno aggressivo. La didattica a distanza lo stancava, faceva fatica a seguire le lezioni. La sua routine è stata stravolta. La mamma non entra nel merito di eventuali contatti con la famiglia di Marta, dice di aver ricevuto la vicinanza del parroco e di molti vicini di casa e conoscenti, ma non quella del sindaco. È stata una tragedia anche per noi. Se avessi colto dei segnali preoccupanti, avrei fatto subito qualcosa. Non dormo mai, ci penso sempre, come ho sempre pensato a quella ragazza. Sono contenta stia meglio, è stato un sollievo. Nel frattempo, proprio in queste ore, è stata affidata a un consulente di Mestre l'analisi di cellulare e PC del ragazzo alla ricerca di una spiegazione per quel tentativo di rapina tutt'altro che chiaro nelle dinamiche e nelle intenzioni. La mamma a tal proposito nega problemi economici e non risponde su possibili dipendenze del figlio. Di certo questa è la linea della difesa, bisognerà interrogarsi sugli aspetti della mente e qui la parola spetterà agli psicologi, anche se finora non è stata disposta ufficialmente nessuna perizia. Restano insomma tanti interrogativi. Mi chiedo solo il perché di tutto questo. Se potessi, gli chiederei il perché. È stato ritrovato senza vita sul lungargine scaricatore a Padova il giovane Mattia Fogarin. Era scomparso da casa 10 giorni fa. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato qualcosa affiorare dalle acque del canale scaricatore nella zona del Bassanello a Padova intorno alle 10:30. In acqua sono scesi i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno tratto a riva il corpo di un uomo senza vita. Immediato il pensiero è corso a Mattia Fogarin, il giovane di 21 anni, scomparso da casa da 10 giorni.
I sospetti sono diventati purtroppo certezza con il passare dei minuti. Sul posto i carabinieri della compagnia di Padova che hanno aggiornato il magistrato di turno, il PM Sergio Dini. Il corpo del giovane è affiorato proprio nel luogo in cui era stata agganciata per l'ultima volta la cella del suo telefono cellulare. Grande la tristezza dei genitori di Mattia che fino all'ultimo momento avevano sperato di poterlo riabbracciare. E nuova protesta degli ambulanti di tutto il Veneto oggi a Marghera. Partite IVA crocifisse? Sì, ormai siamo in croce tutti quanti. È umiliante per me essere qui, però è altrettanto umiliante essere a casa e non poter guadagnare per la mia famiglia, per i miei figli e per il mio futuro. In diverse centinaia gli ambulanti di tutto il Veneto si sono dati appuntamento dalle 11 del mattino davanti alla sede della Protezione Civile di Marghera. Quali sono? Noi vogliamo che interceda con il governo. Manifestano la rabbia contro le chiusure e le restrizioni imposte loro da troppo tempo, dicono. Commerciante e mamma, da sola ovviamente, con il mutuo perché io mi sono acquistata questo lavoro, quindi ho un mutuo di 840 euro al mese per il mio lavoro e in più pago l'affitto perché mi sono mancati i genitori anche a dicembre, quindi sono proprio da sola. La protesta degli ambulanti con cartelli, striscioni e slogan, ma anche con corde da impiccato attorcigliate al collo. Siamo all'aperto noi, quindi noi possiamo tranquillamente gestire la situazione di sicurezza. Non è una cosa giusta che ci sono un sacco di attività aperte e noi siamo chiusi, perché se fosse legato alla sicurezza sarebbe chiuso tutto. Per noi ambulanti non alimentare il mercato è vietato, puntualizzano. Per quale motivo i mercati che sono all'aperto sono chiusi ai negozi di abbigliamento, in questo caso da bambini come intimo, come abbigliamento sportivo, come le scarpe sportive, possono vendere la stessa nostra merceologia e noi no? Troppi divieti, pochi ristori, tra gli slogan scanditi. Quello lì è mio figlio, è qui con me. Come farò a dar da mangiare a lui? Come farò a continuare a pagare l'affitto? E io non chiedo, vabbè, volete darmi dei ristori, datemeli, ma fatemi lavorare. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, poi di nuovo in studio con un'altra protesta, questa volta a Padova. Rieccoci nuovamente in studio, dunque manifestazione in Piazza dei Signori a Padova di commercianti ed esercenti del centro, il loro grido dopo Pasqua: riaprire subito. Ci sono le bollette, ma che vengono bruciate non perché siamo cattivi, ma vengono bruciate perché non siamo più in grado di pagare. Bruciano i moduli delle tasse in Piazza dei Signori a Padova. Sono i commercianti e gli esercenti esasperati per le chiusure da zona rossa. Nessuno in questa piazza, dicono, vuole negare il virus. Le contraddizioni negli atti del governo però sono tante. Io ho un'oreficeria e non riesco a capire perché rimango chiusa mentre tutti gli altri negozi sono aperti. Non so quale assembramento posso creare, visto che entrano 1 o 2 persone alla volta. L'affitto ovviamente lo vogliono. Gli stipendi della ragazza devo pagarli. Le tasse non me le paga nessuno. Come facciamo? Siamo in sicurezza al massimo nei negozi, 2 persone alla volta, come ci è stato imposto. Abbiamo gli schermi, mascherine, quello che serve c'è tutto. Abbiamo impegnato soldi per fare anche questo. E cosa succede? Chiusi, non ce la facciamo più. C'è anche chi può aprire ma non può vendere. Io posso vendere solo il bene di prima necessità, slip, reggiseni, pigiami. Tutto il resto devo scrivere non lo vendo. Ma io vendo costumi da bagno, faccio la vetrina, ma devo mettere il cartello non lo vendo. In piazza anche i rappresentanti delle palestre e associazioni sportive che sono chiuse da mesi. Ringraziamo tutti i genitori che ci hanno sempre seguito anche online facendo grandissima fatica, ma speriamo che tutto questo possa cambiare perché siamo veramente esauriti. Però domani parto per le Maldive, si può, non posso andare a trovare mia madre in un altro comune, ma posso partire per le Maldive, che cazzata. In 200 sono scesi in piazza per chiedere che le misure si allentino perché, così dicono, non si può andare avanti. Riaprire
nel più breve tempo possibile, quindi dopo Pasqua, e lo possiamo fare in sicurezza, perché voglio ricordare che i nostri negozi e le nostre attività sono delle attività sicure, dove si entra solo attraverso il contingentamento. All'interno di una superficie di metri quadri X possono entrare al massimo 2, 3 o 4 persone. Tutti coloro che entrano attraverso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, e quindi non vi è evidenza scientifica che la diffusione dei contagi avvenga all'interno delle nostre attività. Ed ancora protesta nazionale delle piccole e medie imprese e ristoratori, ma non solo, che si sono ritrovati all'autogrill di Cantagallo a Bologna per bloccare a Passo d'Uomo l'autostrada A1. C'erano numerosi rappresentanti anche della nostra regione. Ecco la testimonianza di Andrea Penzoaiello, presidente di Veneto Imprese Unite. Eccoci, dopo essere stati sequestrati per 3 ore in autogrill, siamo pronti a procedere in A1 a Passo d'Uomo e bloccare anche l'autostrada del Sole. Tutti uniti, siamo finalmente usciti e stiamo bloccando completamente la A1. Abbiamo finito ormai la pazienza, non possiamo più aspettare. Ieri sera l'ennesimo decreto che ci impedisce di lavorare per altri 30 giorni, ma ormai non abbiamo più modo di andare avanti, siamo arrivati allo stremo delle forze e non ci rimane altro. In realtà non abbiamo neanche nulla da perdere, sappiamo che oggi rischiamo perché si rischia il penale, sappiamo che le forze dell'ordine sono comunque dalla nostra parte, devono garantire la sicurezza, noi cercheremo di fare quanto in sicurezza, ma abbiamo bisogno di far sentire il nostro dolore. Ora è il momento di dire basta. Non accettiamo più quello che ci verrà imposto. Noi siamo pronti ad aprire, siamo pronti a lavorare, esigeremo sostegni veri, non le briciole arrivate fino ad oggi. Evidentemente preferiscono aiutare, dare 5 miliardi a chi si occupa dei pagamenti elettronici e ingrassarli, piuttosto che aiutare noi. Non siamo solo ristoratori, siamo tutte le categorie, con noi ci sono le estetiste, le parrucchiere, ci sono i commercianti, ci sono i distributori che forniscono i nostri locali, ci sono le palestre, i commercianti, gli ambulanti. Continuiamo con la cronaca. È stato recuperato a Padova, nella casa di un antiquario milanese, un prezioso dipinto del Seicento rubato in Francia nel 1944 dai nazisti ad una famiglia ebrea. È tornato ai suoi legittimi proprietari quest'olio su tela del XVII secolo, Lot avec ses deux filles lui servant à boire, che ritrae Lot con le 2 figlie che gli porgono da bere. Attribuito all'artista francese Nicolas Poussin, è rubato in Francia nel 1944 dalle truppe di occupazione naziste nella casa di una famiglia ebrea. Al termine del secondo conflitto mondiale, l'opera era stata inserita tra quelle di cui la Francia chiedeva la restituzione. Dal 1944, secondo le indagini dei carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Bonza, il quadro aveva viaggiato per l'Europa, segnalato in Olanda e Belgio, in mostre e mercato per collezionisti. Il viaggio dell'opera, acquistata da un antiquario milanese, era temporaneamente finito a Padova, nella dimora dell'antiquario, dove lo hanno individuato i carabinieri che, su disposizione della Procura di Milano, hanno restituito l'opera ai legittimi proprietari. Una giornata da passare insieme in una Pasqua resa complicata dal Covid e dalle restrizioni. Proprio per questo Antenna 3 non vi lascia soli e dedica a tutti voi telespettatrici e telespettatori una maratona speciale con collegamenti dal territorio, tanti ospiti e musica. Si parte alle 10 del mattino con la diretta della Santa Messa solenne di Pasqua dalla Basilica di San Marco a Venezia. Dopo la Santa Messa la nostra diretta, dove non mancheranno vere e proprie sorprese fino al telegiornale di Treviso delle 19:30, ma i veri protagonisti potete essere voi con i vostri messaggi, video e auguri al numero 0422 162 8332. Potete chiamarci in diretta mentre al 351 17 55 340 potrete mandare i messaggi e i video di auguri. E questa era la nostra ultima notizia. Io vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito. Arrivederci. Benvenuti al Meteo.
La pressione atmosferica inizia a calare per l'avvicinamento da nord-est di una depressione associata ad aria fredda. Qualche fastidio lo causerà al nostro territorio, ma nel complesso la giornata risulterà in prevalenza asciutta. E allora vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica di venerdì 2 aprile ci mostra un ampio soleggiamento e un cielo al massimo poco nuvoloso. Sarà possibile una maggiore instabilità invece sui rilievi con occasionali piovaschi nel pomeriggio sera. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 6 e 11 gradi, valori massimi compresi invece tra i 18 e i 25 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui bel tempo soleggiato, col passare delle ore sono attese isolate piogge sui monti. Temperature minime tra 8 e 12 gradi, massime sui 19-22 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, tanto sole dappertutto, nel pomeriggio addensamenti sui settori alpini di confine, qui con qualche precipitazione. Temperature minime intorno agli 8-9 gradi, massime sui 25 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.